Difetti di conformità dell'autovettura. Come si interrompe la prescrizione del diritto alla garanzia? È sempre necessario fare una causa? E che rilievo hanno i tentativi di riparazione effettuati dal venditore? Come sappiamo, la persona fisica consumatore che scopra un difetto di conformità non è più tenuta a inviare al venditore la cosiddetta denuncia. Si tratta di una novità della recente riforma del Codice del Consumo che si applica a tutti i contratti conclusi dopo l'1 gennaio 2022. In caso di acquisto di auto nuova, il diritto del compratore consumatore alla garanzia si prescrive in 26 mesi dalla consegna del bene. In caso di acquisto di auto usata, il venditore può ridurre la garanzia fino a un anno. In generale, com'è possibile interrompere il decorso della prescrizione del diritto alla garanzia? È sempre e comunque necessario che il compratore faccia causa al venditore? Entro 26 mesi in caso di auto nuova, entro un anno in caso di auto usata? Secondo la giurisprudenza, no. Le sezioni unite della Cassazione hanno infatti precisato che costituiscono idonei atti interruttivi della prescrizione dell'azione di garanzia per vizi anche le manifestazioni stragiudiziali di volontà del compratore, nel senso che non è più necessario agire in giudizio per interrompere la prescrizione del diritto alla garanzia. Veniamo quindi alla domanda che ci interessa. I tentativi di riparazione del veicolo effettuati su richiesta dell'acquirente costituiscono atto interruttivo della prescrizione del diritto alla garanzia e dunque anche del diritto alla risoluzione del contratto? Di questi temi si è occupata di recente la Cassazione, con una sentenza interessante che tutti gli operatori del settore farebbero bene a conoscere. La risposta è affermativa. I tentativi di riparazione sono estremamente rilevanti in quanto equivalgono al riconoscimento del diritto dell'acquirente alla garanzia, fatto che in generale per la legge è idoneo a interrompere il decorso della prescrizione, articolo 2944 del Codice Civile. Sempre secondo la giurisprudenza, tale riconoscimento può anche essere tacito, allorché il debitore tenga un comportamento incompatibile con la volontà di contestare l'esistenza del diritto alla garanzia. In definitiva, di fronte al compimento di interventi di riparazione sul bene da parte del venditore, si verifica una interruzione della prescrizione e da tale momento ricomincia a decorrere il termine originario. Iscrivetevi al nostro canale YouTube. Abbiamo un'intera sezione dedicata al settore automotive. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito e seguiteci sui social media.